più vicine, insomma abbiamo abbandonato un po' il tridente e ho appunto trovato delle risposte rispetto a domenica importanti che mi dicono potrebbe essere questa la strada da continuare a seguire. Ultimamente ce ne stanno succedendo di tutti i colori, ne perdiamo una a partita, abbiamo perso Punzi, abbiamo perso Ventura, oggi abbiamo perso Arena che è un giocatore fondamentale, abbiamo anche Gatta fuori, abbiamo praticamente un'intera linea difensiva out. Le condizioni le dobbiamo valutare, adesso vediamo, crediamo si tratti di stiramento, però l'entità è da valutare, quindi speriamo di recuperarlo per sabato, anche se la vedo difficilissima, molto più probabile che possa rientrare poi nella partita in casa col Castellaccio. Credo che il nostro vantaggio fosse anche abbastanza meritato, nel senso che non è che stavamo surclassando il Misilmeri, però comunque appunto ce la stavamo giocando alla pari, potevano andare in vantaggio anche loro, hanno avuto delle occasioni per farlo, poi alla fine lo sappiamo, il calcio è anche molto episodico, abbiamo trovato il gol noi e sì, credo che il capitano lo abbia meritato forse più di tutti, perché è colui che dal 1° agosto davvero sta tirando la carretta al massimo, è un trascinatore, è un vero leader, tra l'altro anche questo l'ho già detto, ma Repetita Juvent secondo me è un leader vero, perché è uno di quelli che esprime tutto con i fatti e non a parole, quindi sono contentissimo per lui, se lo merita, sono contento che sia un gol che ci tiene assolutamente in corsa per il passaggio del turno, ce la giocheremo in casa tranquillamente, con serenità, e poi insomma qualsiasi cosa verrà fuori noi sappiamo che stiamo facendo un percorso di crescita e che questa partita e le prossime sono continue tappe appunto di questo percorso. E gestire 3 partite in 6 giorni, perché noi credo che giocheremo sabato col Castellammare, quindi sono 3 partite in 6 giorni, per noi è molto complicato, perché chiaramente potete immaginare abbiamo una rosa comunque da squadra che lotta per certi obiettivi, quindi dobbiamo essere bravi a gestire soprattutto le fasi di riposo della settimana. Come dice Velasco, il riposo è parte dell'allenamento, il recupero è parte dell'allenamento, stiamo cercando di lavorare con lo staff in modo tale che questo riposo sia davvero riposo, che permetta ai calciatori comunque di recuperare, di essere pronti a questo tour de force. Oggi è andata via la seconda partita di queste 3, vediamo sabato di essere all'altezza, se non altro atleticamente, di giocare la terza.
forse ancora avevamo qualche scoria della partita precedente con il Marineo. Non siamo entrati benissimo, anche se abbiamo avuto il dominio del gioco, e poi nell'unica occasione con un calcio d'angolo abbiamo subito un ulteriore gol evitabilissimo. Però ho visto nel secondo tempo una reazione e soprattutto la voglia da parte dei miei ragazzi di vincere. C'era anche un mezzo rigore perché per un fallo di mano all'interno dell'area, però vuol dire che cercheremo di dare il massimo nella partita di ritorno giorno 9 lì all'Ascari, nel loro campo. Sapevamo di un avversario ben organizzato, allenato anche da un buon allenatore, tanti ragazzini che sanno giocare a calcio ma che hanno anche molta vivacità, per cui non pensavamo di trovare un avversario che era già allo sbaraglio, completamente, anzi tutto l'opposto. Solo che anche dall'altra parte ci sono le squadre che cercano di non soccombere, per cui siamo stati sfortunati, poi ci siamo innervositi, non riuscivamo a segnare, abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo preso qualche traversa, penso un bel po' di interventi anche di ottima fattura da parte del portiere, non uno, almeno 4-5 se ricordo bene, dove non siamo riusciti a segnare, ha levato più volte il tiro sotto l'incrocio lateralmente, però il portiere ci sta anche. Diciamo che tutto sommato non è che era andata malissimo dal punto di vista delle giocate, solo che poi quando prendi gol ti innervosisci e diventa un po' tutto più difficile. Oggi non avevamo un Senè che ci poteva dare una grossa mano. Stiamo prendendo sul mercato qualche altro attaccante, è arrivato oggi, non l'abbiamo potuto mettere dentro. Piano piano stiamo cercando di mettere quelle pedine per cercare di alzare la qualità del nostro gruppo e soprattutto anche quell'esperienza che in qualche occasione ci può venire un po' bene. Noi siamo costruiti un po' come delle macchine da guerra, per cui già una battaglia è finita, dobbiamo pensare a prepararci per la prossima. Troveremo una squadra che viene da una bella vittoria, con una squadra che, addetta un po' da tutti gli addetti ai lavori, è quella che dovrebbe vincere il campionato insieme all'Atletico Palermo e tante altre società, ma non entro già battuto. Cercherò di vendere caro la pelle anche domenica prossima. Mi aspettavo dalla squadra delle risposte dopo la brutta sconfitta di domenica a Gela e sono arrivate, perché comunque abbiamo, oltre ad aver ottenuto un ottimo pareggio in uno dei campi più difficili dell'eccellenza, perché il Misilmeri è una squadra, come ho detto anche alla vigilia della partita nel presentarla, tolte Athletic Palermo e Gela, poi insomma il Misilmeri viene subito dopo insieme allo Sciacca, quindi dicevo campo complicatissimo, ma mi tengo alla grande la prestazione, perché secondo me, almeno finché non siamo rimasti in 10, la squadra ha giocato alla pari, ha creato, ha messo in campo le idee, abbiamo difeso come avevamo preparato di difendere, abbiamo cercato di attaccare trovando delle linee di passaggio un po' diverse, delle soluzioni con le due punte stavolta più vicine, insomma abbiamo abbandonato un po' il tridente e ho appunto trovato delle risposte rispetto a domenica importanti che mi dicono potrebbe essere questa la strada da continuare a seguire. Ultimamente ce ne stanno succedendo di tutti i colori, ne perdiamo una a partita. Abbiamo perso Ponzi, abbiamo perso Ventura, oggi abbiamo perso Arena, che è un giocatore fondamentale, abbiamo anche Gatta fuori, abbiamo praticamente un'intera linea difensiva out. Le condizioni le dobbiamo valutare, adesso vediamo, crediamo si tratti di stiramento, però l'entità è da valutare e quindi speriamo di recuperarlo per sabato, anche se la vedo difficilissima, è molto più probabile che... Entriamo dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, secondo tempo che sta per iniziare tra Don Carlo Misilmeri e Gela. Ricordo l'1-0 dopo i primi 47 minuti di gioco, con la firma di Ivan Lavardere. Inizia adesso la ripresa senza cambi da una parte e dall'altra, quindi a breve anche la vettura
delle due formazioni, cominciando con la Don Carlo Misilmeri che sta gestendo il pallone, anche se qui lo perde. In porta c'è Di Salvo, linea difensiva con Alberto Cosentino centrale, Braccetti sono a destra Capozzucchi, a sinistra Muzzo, esterni nel 3-5-2 sono a destra Locascio, a sinistra Lavardera, centrali Cerniglia, Romano e Mendola, in attacco Ricciulli. A supporto di Tripoli risponde il Gela col suo 4-3-3, in porta Colace, in difesa a destra Scozzari, a sinistra Tuvè, i centrali sono Tosto e Zappalà, in mezzo al campo Sessa, Bossa e Cocimano, in attacco Ficarrotta e Arcidiacono, a supporto di Luca Savasta. Locascio qui svirgola col destro, palla fuori, andiamo con le panchine, con la Don Carlo che porta il secondo portiere Zummo, poi Longo, Messina, Pellegrino, La Paglia, Tripiano, Ture, Sheriff e Priola. Dall'altra parte in panchina ci sono Valenti, Trentacoste, Gambuzza, Manfre, Azzolina, Argentati, Boscaglia, Prestia e Lo Giudice. Qui colpito in pieno il direttore di gara, che è il signor Allotta di Gradisca di Sonzo. Allora sarà la Don Carlo a gestire il pallone. Palla scodellata per Alberto Cosentino. Cerniglia, verticale, intercetta Cocimano. Palla per Ricciulli, poi Cerniglia. Pallone messo in mezzo, non arriva Scozzari, arriva Lavardera. Palla per Muzzo. Pallone sbagliato, allora attenzione alla ripartenza di Sessa. Savasta, errore ancora di Savasta, interviene bene Capozzucchi. Capozzucchi raddoppiato, la perde. Recupera ancora il Gela, Cocimano sventaglia da sinistra a destra, cerca e trova Ficarrotta, il cross di Ficarrotta sul secondo palo, palla che arriva da Arcidiacono. Arcidiacono cerca di liberarsi, arriva sul fondo, mette in mezzo il pallone, non ci sono maglie bianco-blu a controllare, e allora Romano, scivolata decisa ma regolare di Bossa, corre Lavardera, trattenuta di Bossa, giallo per Bossa. Andiamo! Che stai facendo? Falla scendere, falla scendere, falla Tanto a terra c'è ancora Romano. Guarda, mezzo. La battuta di Cosentino, lunga a cercare Lavardera che stacca senza trovare il pallone, poi Scozzeri a contrasto con Lavardera. L'ultimo tocco è del numero 10, autore del gol che sta decidendo la partita. Riparte dal fondo il Gela. Ricciulli recupera, altro errore di Tuvè questa volta. Cerniglia per Tripoli, ha spazio fronte alla porta. Tripoli cerca e trova Lavardera, ancora sollecitato l'esterno sinistro. Lavardera prova a puntare Scozzari, corre Lavardera, mette in mezzo il pallone, colpo di testa a mettere fuori Cerniglia, controlla al limite, non ha luce per il tiro, deve ricominciare. Si appoggia a Locascio che rientra al fuorigioco ma controlla male. Tosto, palla per Tuvè, lancio, qui l'anticipo di Capozzucchi su Savasta, poi tocca male Cocimano che si arrabbia. Giallo per Locascio per perdita di tempo. Terzo ammonito della partita dopo Ricciulli e dopo Bossa. Qui proprio Ricciulli, ma il direttore di gara deve fischiare dopo l'ammonizione.
Arriva adesso il fischio, arriva adesso la battuta di Locascio, Ricciulli anticipato, poi Arcidiacono vince il rimpallo proprio con l'ex giocatore dell'Acragas che commette fallo. Secondo il giudizio del direttore di gara deve essere ovviamente attento, Locascio appena ammonito, ci sono ancora 40 minuti più recupero da giocare. Arcidiacono, Cocimano, la girata verso destra dove c'è Ficarrotta, il tocco di Lavardera che di fatto disorienta l'ex Pro Favara. E allora Muzzo con le mani, Romano controllo e sventagliata, la chiusura di Zappalà, c'è sulla seconda palla Cerniglia che corre, Cerniglia ai 25 metri allarga su Ricciulli che si orienta per andare a fare l'1 contro 1, Ricciulli cross primo palo, Colace. Chiedono di affrettare la giocata ai compagni, Colace però non trova luce per servirli, allora Scozzari a destra, lancio del terzino destro, ha una volta tanto un po' di libertà Savasta che si può girare, perde tempo proprio perché rientra benissimo la Don Carlo. Arcidiacono, 1 contro 1 con Locascio, converge Arcidiacono, palla sul destro, c'è deviazione, poi Mendola spazza. Cocimano sull'attacco di Ricciulli alleggerisce su Fabio Bossa, lancio dall'altra parte, Ficarrotta, 1 contro 1, evita Muzzo che commette fallo secondo il primo assistente. Bravi così, andiamo! Bravi! Una specie di corner corto per il Gela all'inizio dell'8º minuto di gioco. Senza paura! Fabio! La concentrazione di Luca Ficarrotta, il movimento in aria, fischia l'arbitro, Ficarrotta secondo palo, bravissimo Di Salvo a smanacciare, dovrebbe essere fallo laterale. E sì, alla fine è rimessa laterale, andrà a batterla Cocimano. Palla nell'area di rigore, colpo di testa da alleggerire, arriva sul secondo palo Ficarrotta, arriva prima Lavardera che la tiene anche in campo e allora corre Lavardera, però si fermano tutti, si è fatto male Ficarrotta. No. Aia. Qui il problema per Ficarrotta sembra serio, addirittura mani ai capelli per Savasta che si allontana dalla zona. Problema al ginocchio per Luca Ficarrotta, addirittura chiamato l'intervento della Barella. Appunto c'è Tosto che sta confabulando con Zoom, ho detto ho sentito il rumore del ginocchio. Tanto ho chiamato Manfred. Arriva in maniera forse un po' troppo lento l'arrivo della Barella per Aiutalo Sergio! per il trasporto della Barella per soccorrere Luca Ficarrotta. Arriva anche Colace a dare una mano. Davide!
Adesso arrivano anche a supporto, anche Savasta a spingere la barella. Ancora a terra ovviamente Ficarrotta. Arriva anche l'ambulanza. No, gioca un po' no. Giustamente Tommaso Napoli invita anche i suoi giocatori a restare sul pezzo, a restare concentrati, visto che comunque questo è un momento spartiacque della partita, perché una fase in cui il Gela stava provando a spingere. Vedremo anche quale sarà l'impatto mentale di entrambe le squadre. Dai, è il momento, dai, forza! Tanto trasportato in barella tra gli applausi anche del pubblico, che ricordo è assiepato fuori dalla struttura nel parco che circonda lo stadio di Pianostoppa. Adesso l'ambulanza ha caricato la barella con Luca Ficarrotta. Naturalmente ci si augura che non abbia nulla di grave, vista anche l'importanza del giocatore, ma a prescindere, infortunio che sembra abbastanza doloroso, speriamo non troppo ovviamente. Intanto è pronto il cambio per il Gela, entra Vincenzo Manfrè al 13°. E dunque primo cambio della partita, tra l'altro un ex Vincenzo Manfrè, ha giocato da Don Carlo nella stagione 22-23. Un attimo. Che numero era? Non esci. Non lo sapevo che non era. Andiamo, Popò! Si riprenderà dunque già dopo almeno 4 minuti circa di stop, 4-5 minuti di stop, con Cocimano che restituisce palla alla Don Carlo. Adesso vediamo la nuova sistemazione, dovrebbe allargarsi Cocimano in posizione di esterno destro, con Arcidiacono dall'altra parte e con le due punte. Adesso qui Cosentino con una mano, arriva il cartellino giallo per Cosentino, che ha anticipato con una mano Manfrè. E la palla a gol! E la gioca in porta, ma la piazza fuori! Oh, assistente! A posto di guardare qua, guarda lì! Che cazzo è? E lanciato in porta! Qui reclamano addirittura il cartellino rosso i giocatori del Gela e anche mister Cacciola. Assistente! Qua fai la differenza! Qua fai la differenza! Sveglia raga, sveglia, attenti, attenti! Dunque, calcio di punizione, minuto 15 che sta terminando, quindi siamo allo scadere anche dell'ora di gioco. Ma la barriera ferma!
C'è il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Cocimano sulla barriera in pieno, ancora Cocimano, ancora sul muro, eretto da Ricciulli, di testa poi Scozzari, in qualche modo tocca Sessa, poi lancio, colpo di testa di Locascio, anticipare Arcidiacono, corre Cerniglia che è costretto a fermarsi, Locascio insegue il pallone, si coordina per il lancio che è verso il centro del campo, palla sanguinosa infatti persa dalla Don Carlo, Cocimano evita la Vardera, si allarga sulla destra, propone il cross sul secondo palo, Arcidiacono in fuorigioco. Questa l'hai vista! Questa l'hai vista! Stai seduto! Rilancio di Salvo, Ricciulli non arriva, poi una carambola favorisce Cerniglia, palla verticale per Tripoli, ingresso in area di Tripoli, palla per Ricciulli, Tripoli non riesce a toccare, poi l'anticipo con la palla che non viene toccata da nessuno e occasione. Il rilancio di Tuve ha avuto questa palla con l'incontropiede, là Don Carlo è mancata la zampata a Tripoli e poi sul secondo palo alla Vardera. Arcidiacono, contrasto con Cerniglia e punizione per il Gela, si alza Arcidiacono. Palla che arriva in area, interviene Romano, è rimessa per il Gela. Con le mani andrà Tuve verso l'area, colpo di testa di Costantino, poi Ricciulli la mette ancora in fallo laterale. Qui un po' troppa frenesia per il trequartista. Rimessa palla verso l'area, Costantino anticipa anche il suo portiere, poi allontana Locascio, Ricciulli non aggancia, c'è Bossa che può girarsi verso la metà campo avversaria, tentare questo lancio verso l'area di Salvo in due tempi. E fa subito correre la Vardera, il portiere della Don Carlo, avanza la Vardera, sterzata ad evitare Zappalà e poi palla tesa, si è fermato Ricciulli anche perché era in fuorigioco. Gioco facile per Colace. Arcidiacono, però a puntare Locascio che non si fa puntare, poi c'è anche un tocco. Scozzari di prima a cercare Manfrè che prova a correre in verticale, protegge Muzzo e duello tra numeri 15, non la tocca nessuno, la palla è per Di Salvo. Tempo ci ha perso. È arrivata l'ammonizione per mister Cacciola, non soddisfatto evidentemente di alcune decisioni. Rilancia Di Salvo, Ricciulli di testa, poi allontana tosto, è andato giù Capozzucchi che poi va in rovesciata dopo essersi rialzato. Ricciulli, Cerniglia la fa scorrere sul ritorno ai suoi danni di Bossa, ancora Cerniglia, cambio gioco, c'è la Vardera tutto aperto a sinistra, riesce a ricevere
Lavardera converge, il tocco per Romano che fronteggia Romano, tocco orizzontale per Cerniglia, 20 metri, allarga sul Locascio che è in posizione regolare, Locascio converge, va a calciare col sinistro, tocco di Tosto, calcio d'angolo Don Carlo. Tanto pronto 30 Coste per il Gela che deve difendersi in questo angolo con Romano, cerca il primo palo allontanato dall'intervento di Manfredi, piegamento. Arcidiacono, lancio lungo, Lavardera. Palla a scavalcare per Romano, posizione regolare Romano con l'esterno, Tripoli anticipato e poi Colace. Dopo l'intervento di Scozzari in anticipo su Silvio Tripoli, di testa qui Capozucchi a proteggere l'uscita di Di Salvo. Lavardera. Mendola qui con la finta di corpo su Sessa, palla in verticale per Ricciulli che prova ad arrivare sull'uscita di Colace, bravo Colace a prenderla. Pronti 30 Costa e Boscaglia nel Gela. Si muove poco sulla panchina della Don Carlo, evidentemente è soddisfatto di ciò che sta vedendo Tommaso Napoli. Palla di Scozzari per Manfredi. Arcidiacono apre per Cocimano, posizione regolare, Cocimano mette in mezzo, diventa un tiro respinto, poi ancora Cocimano col sinistro, palla fuori. Andiamo su! Lo vuoi tu? Adesso, signore! Comunque 30 Costa e Boscaglia per Bossa, il primo cambio, esce Tuve. Forza! Il rilancio di Salvo con la schiena Bossa, poi Muzzo col fallo su Cocimano. È dietro! È dietro, è qua! È capa! Ancora avanti chi lo vuole! C'è la punizione per Cocimano, fischia l'arbitro, palla dentro l'area di rigore, stacca Mendola, fa ancora pallone, ancora Mendola a intervenire questa volta di testa. Poi Romano con la sventagliata per Tripoli che la tiene in campo. Tripoli può correre, si avvicina Lavardera, Tripoli punta, non riesce a saltare Boscaglia, allora Lavardera fermato da Sessa, continua a lottare, Boscaglia prova a passare, passa, fallo di Cerniglia, giallo per Cerniglia. Ma lo fa apposta, lo fa! Quinto ammonito della partita. Battuta verso l'area della Don Carlo, di testa Cossentino, poi non arriva Cerniglia, arriva Ricciulli che controlla. Ricciulli vede il movimento di Cerniglia, prova a servirlo, non ci riesce, poi lotta con Arcidiacono, la tiene bene il 77 che dribbla, almeno prova, poi gioca su Cerniglia, raddoppiato anche il numero 8, ultimo tocco il suo, rimessa Gela. Manfredi resiste al contatto, poi riesce ad evitare l'intervento di Mendola. Scozzari, palla verso l'area, l'uscita di Salvo.
Di Salvo fa sistemare i compagni, poi rinvia campanile dalle parti di Tripoli e Ricciulli, tocca quest'ultimo, poi Tosto con il lancio a cercare le torri, cerca Cocimano, interviene Muzzo, poi Mendola, meglio di Sessa in questo caso, e spinge Mendola, Lavardera scappa via, ancora Lavardera, contatti, calcio di punizione e qui Sessa allontana il pallone, viene ammonito. Diventano 6 i cartellini gialli in questa partita. No, però un po' ora a fine partita, per stare zitto, C'è ancora a terra Lavardera. Iva, puoi pure cacciare che mi hai capito se ci riesci. Dai che non è niente Iva, dai! Dai! Oh, Maniera! Iva, copertura! Alla battuta del ciao! La battuta della punizione affidata a Romano, palla dentro, allontanata ancora Romano sulla seconda palla, Cerniglia, fiondata, nessuno va incontro al pallone perché sono tutti in fuorigioco e Colace che rinvia subito, attenzione alla palla verso Arcidiacono, fuorigioco. La battuta di Salvo, di testa Ricciulli, la palla rimane lì, di testa poi Boscaglia, Cerniglia, Mendola può avanzare, tocco largo, Lavardera punta, poi verticale per Mendola che si è mosso bene, Mendola mette in mezzo, allontana Tosto, poi Romano si scontra con Cocimano, prova a tenerla, spinge Savasta, l'arbitro lascia giocare e allora corre Savasta, 30 Coste, palla per Arcidiacono che prova ad andare contro Locascio, Arcidiacono scarica su 30 Coste, il cross rasoterra chiuso da un ottimo intervento di Capozzucchi. Palla verso l'area di rigore di Salvo, con coraggio se la va a prendere. Muzzo passa dal centro, poi decide di lanciare troppo lungo per Tripoli. Colpo di testa, poi Manfre, sempre con Muzzo addosso, fallo ai danni dell'ex di turno. Boscaglia prepara anche la mossa prestia mister Cacciola. Sessa, palla per Boscaglia, ancora per l'ex Enna, Zappalà, Arcidiacono prova a puntare, Arcidiacono, serie di finte, poggia indietro a Boscaglia, scodella in mezzo, Manfredi non arriva. C'è il cambio che arriva adesso a un quarto d'ora dalla fine. Esce Savasta, quindi torna al 4-3-3.
battuta di Di Salvo, ancora verso Ricciulli, di testa va Zappalà, poi controlla Muzzo, Mendola, di testa ancora Zappalà, di testa Muzzo, mette giù Ricciulli che prova a passare, prova a correre Tripoli a dare fastidio a Tosto che però si gira bene, serve male Trentacoste che era venuto verso il centro. Devi attaccare la tua partita! Ancora un cambio, Cacciola li ha tutti e 5, Napoli a 14 più recupero dalla fine. Cocimano è tornato a giocare in mezzo al campo, poi sbraccia su Locascio, l'arbitro lascia giocare, Manfred allarga Scozzari, Prestia, prima palla della sua partita, Zappalà è tosto a palleggiare, Trentacoste, Tosto, Boscaglia, Tosto, viene incontro Cocimano che torna dal difensore, ora viene incontro a Arcidiacono, riesce a resistere e poi scodella questa palla, Manfred con la sponda, prova ad arrivare ancora a Arcidiacono ma c'è Romano che poi la gira, controllo, è girata anche per Cerniglia, Tripoli anticipato a Zappalà, poi Trentacoste la tiene in campo, non trova Arcidiacono, allora allontana Capozzucchi, in qualche modo Tosto, poi col tacco Sessa, Boscaglia la gioca male, Muzzo la gioca altrettanto male, Scozzari riceve Boscaglia con spazio, Sessa indietro per Zappalà e per Tosto, poi Trentacoste per Arcidiacono chiuso da Locascio che passa, ancora Locascio che cerca di accelerare, affrontato da Boscaglia, Però non c'è il cartellino in questo caso, c'è il vantaggio. qui protesta un po' ampia per la Don Carlo che chiedeva sia la regola del vantaggio che l'eventuale ammonizione per il fallo tattico di Boscaglia. Crampi per Davide Locascio e non potrebbe essere altrimenti. Si rialza l'ex giocatore dell'Acragas. E si può tornare a giocare poco più di 11 minuti più recupero. Di testa Lavardera, prova ad arrivare Mendola che anticipa su Zappalà, l'arbitro non vede gli estremi per il fallo, protesta a braccia larghe l'ex Athletic Club Palermo che ritorna poi in posizione perché c'è da difendere questo gol di vantaggio. Zappalà, lancio lungo a cercare Manfred, Cossentino di testa. Lavardera, forse con un po' troppa fretta perché c'era spazio anche per andare in solitaria. Zappalà apre a sinistra per Trentacoste che ha spazio, incespica però sul pallone il numero 13. Ricciulli si era proposto, evidentemente i piani di casa Don Carlo sono ben diversi, specialmente in questo finale, mancano circa 10 minuti più recupero. Recupero che sarà particolarmente lungo, ricordo l'infortunio occorso a Luca Ficarrotta, uscito in ambulanza per infortunio al ginocchio. Romano
Tripoli, Lavardera, buona trama qui della Don Carlo, poi ancora Tripoli e Lavardera, quest'ultimo non arriva di testa, c'è comunque Romano a riciclare il pallone, viene però fermato, arriva qui Muzzo con la palla giocata in avanti e allora attenzione al Gela che spinge, Manfred dentro, palla messa fuori da Capozzucchi, ancora Vincenzo Manfred all'1 contro 1 con Costantino, d'esterno Manfred, Lo Cascio, fuori gioco. C'è Romano a terra con i crampi, c'è a terra anche Sessa. Si è rialzato Romano, tanto prepara l'ultima mossa Cacciola con Damiano Lo Giudice, altro ottimo giocatore a disposizione di Gaspare Cacciola. Rinvia Di Salvo, Ricciulli di testa, poi prolunga Boscaglia, di testa anche Capozzucchi dove c'è Ricciulli. Palleggia contro Boscaglia, riesce a passare Ricciulli che adesso prova ad accelerare su 30 Costa e questa volta tiene bene il campo. Tosto col lancio lungo, Lo Cascio di testa, palla in fallo laterale. Non cambia ancora Mister Napoli, soddisfatto della tenuta dei suoi dopo questi primi 82 minuti. Di testa, anzi di petto Romano, fallo laterale. La rimessa verso l'area di testa Lo Cascio, Di Salvo la blocca. Sono addormentato, signore! Mi sono addormentato! Batte lungo Di Salvo, di testa Tosto, poi Romano, Ricciulli prova a metterla giù, forse la tocca anche con una mano, si gioca, commette fallo Ricciulli che tra altre cose è anche ammonito, si gioca. Arcidiacono, la sterzata di Arcidiacono, fallo di Lo Cascio. Com'è questo fallo? È giallo! È già finito! Tanto qui fanno bene i giocatori della Don Carlo a portar via Ricciulli, spintonato. Come dicevo prima, Ricciulli uno dei 6 giocatori ammoniti della partita. Minuti e 20, punizione Arcidiacono sopra la traversa, una liberazione per i tifosi della Don Carlo, questa palla alta. Di Salvo batte lungo, stacca Ricciulli, poi di testa Scozzari, Mendola la gioca più lontano che può, 30 Coste, Arcidiacono,
su di lui Locascio, dribbling di Arcidiacono, Cocimano, interviene ancora Locascio che lotta anche con Cocimano, la meglio quest'ultimo, palla allargata dove c'è però ancora Capozzucchi, poi sbaglia Cerniglia. Boscaglia, Zappalà, ancora l'ex centrale dell'Enna che tocca a Trentacoste, Cocimano, Arcidiacono prova a passare per vie centrali perché non trova spazio per puntare, fallo di Arcidiacono, giallo. Quattro più recupero alla fine. La battuta di Di Salvo più lontano che può, colpo di testa di Trentacoste dove c'è Cerniglia, sbaglia il tocco, allora ancora Trentacoste che trova lo spazio per servire Sessa, l'anticipo di Muzzo, poi sbaglia Tripoli, allora Prestia prova a ripartire, subito circondato, Prestia prova a passare, fermato ancora dall'intervento di Mendola, Lavardera, Ricciulli, palla a metà tra Lavardera e Tripoli, allora prova ancora a ripartire il Gela, lancio di Sessa, interviene Capozzucchi di testa, Cerniglia prolunga, poi Tosto, Cocimano, Arcidiacono, la perde. Rimessa per Locascio, Tripoli non arriva perché fa scudo Tosto, Mendola cerca Lavardera, lo trova in anticipo su Scozzari, palla per Ricciulli che può correre e può anche temporeggiare in 1 contro 1 con Zappalà che è fuori posizione. Ricciulli, serie di finte, quasi irretira il suo avversario, poi in qualche modo riesce a passare Ricciulli che va sul fondo, Ricciulli rallenta, la vuole tenere, vuole sfruttare la sua qualità, poi interviene Zappalà, rimessa Don Carlo Misilmeri. Ultimi 2 minuti, poi recupero. Crampi per Ricciulli. La rimessa per Ivan Lavardera. Tripoli. Lavardera, posizione regolare, ancora Tripoli, non controlla, pallone allontanato da Scozzari, poi Romano con la testa più lontano che può, arriva Colace che non la fa uscire, non vuole perdere tempo, c'era comunque fuori gioco di Tripoli e allora si gioca. Era pronto il cambio di Lo Giudice ma ha già rimesso in gioco il pallone alla sua squadra. Sessa, Cocimano, interviene ancora Mendola, verticale poi per Ricciulli, si muove Tripoli, la palla è per lui, Tripoli in 1 contro 1, Tripoli prova a passare, viene però fermato, va a pressare su Colace che calcia dove c'è solo maglie dei suoi compagni. Boscaglia, trattenuta di Romano, giallo. E adesso cambio. Esce Sessa, finiscono i cambi per Gaspare Cacciola. Vieni qua.
Solo recupero da qui alla fine, vedremo quanto sarà. Da quello ho capito 9 minuti di recupero. Appena urlato 9-9 al suo primo assistente. Quindi terminerà al 99esimo la partita. Cerniglia, fermato. Praticamente un mini supplementare qui al Giovanni Aloisio. Cocimano. Prestia. Attende il movimento dei compagni, allarga ad Arcidiacono. Mendola ancora a sporcare l'ennesimo pallone, secondo tempo di grande sacrificio di Gigi Mendola. Poi Ricciulli, arriva Arcidiacono che porta via il pallone e lo rigioca. Cocimano, il tocco, poi fermato Boscaglia, sembra pronto Riccardo Pellegrino a cambiare. Cocimano, battuta lunga, palla che arriva a Manfredi che palleggia, tocca ma tocca male e allora Di Salvo con calma. Rinvia Di Salvo, campanile sempre verso Ricciulli, c'è anche Tripoli da quelle parti ma c'è soprattutto Zappalà. Cerniglia, Locascio, prova a prendere ancora campo, scambia con Ricciulli, troppo lungo il pallone di ritorno, allora attenzione al tentativo di ripartenza. Lo Giudice, uno dei primi palloni della sua partita, è un lancio da sinistra a destra per Arcidiacono che prova a prendere il centro, va giù, era già a terra praticamente. Dentro Pellegrino dunque, E cambio! non ancora, non ancora. Lo Giudice, Boscaglia, Cocimano, palla a scavalcare, scivola Manfredi, arriva Cossentino, poi di testa Cerniglia dove c'è Tripoli che non aggancia. Stanchissimo Silvio Tripoli, ha corso tantissimo. Don Carlo, ricordo, orfana dello squalificato Senè, espulso a Marineo. Si vede che sta facendo le sue valutazioni anche in entrata, abbiamo già visto con i primi 3 innesti, che sono quelli di Capozzucchi, di Muzzo e di Locascio. Intanto entra Pellegrino, nel corso del quarto minuto di recupero. Silvio! Bravo Silvio! Chiude senza punte di fatto la Don Carlo con l'ingresso di Riccardo Pellegrino. Ci sono ancora, probabilmente se verrà valutato il cambio con i 30 secondi canonici, ci sono ancora poco meno di 6 minuti a giocare. Sono 2 linee di 5 adesso per la Don Carlo. Capozzucchi, palla rischiosissima, infatti non viene raccolta da nessuno e rimane in zona d'attacco il Gela. Andrà con le mani Turi Cocimano, pallone verso l'area, forse anche un piede dentro al campo, colpo di testa di Cossentino, di testa Scozzari, di testa Romano, si lotta anche dentro l'area di rigore a palla lontana. Attenzione a Manfredi che scheggia la traversa ad un passo dal pari a tempo scaduto, ma c'è calcio d'angolo. Angolo! Angolo! Ma dov'è sto angolo? Fammi scendere! Arbitro! Battuto l'angolo, Cocimano tira, salvataggio di Mendola. Poi interviene Scozzari, rimessa Don Carlo. Qui giallo per Muzzo.
Pellegrino con le mani. Arriva il giallo anche per Pellegrino, per perdita di tempo. Palla lunga, Cimano contro la Vardera, interviene Ricciulli che quantomeno sporca questo pallone, fa perdere tempo ai suoi avversari, poi va anche a pressare su Colace, rinvio di testa Pellegrino, fallo laterale. Boscaglia, palleggio e appoggio, Scozzari, dove c'è Tosto, se ne sono andati i primi 6 minuti di recupero, altri 3 da giocare. Capozzucchi in qualche modo di testa, poi Mendola, arriva prima Pellegrino che ha anche più fiato e più lucidità per calciarla avanti, palla in fallo laterale. Scozzari, Tosto, Trentacoste scambia con lo giudice, poi Trentacoste va al contrasto, allontana Capozzucchi in qualche modo, ma sono ancora tutti, fatta eccezione per Colace nella metà campo della Don Carlo, esce Locascio, poi finta di corpo di Boscaglia, va giù, Boscaglia si gioca, fallo da dietro di Trentacoste, giallo. È partita che si spezzetta e questo è il terreno preferito . 97 già trascorsi, vedremo se ci sarà un ulteriore prolungamento, almeno questo è quello che chiedono i giocatori del Gela. Locascio alla battuta della punizione, la Vardera col petto controlla a seguire, poi lascia a Romano. Cerniglia fa scorrere Servericciulli che è in fuori gioco. Questa è un'occasione sprecata alla Don Carlo, quantomeno per tenere la palla lontana, anche perché manca 1 minuto e 15 allo scadere del 9° minuto di recupero. Sta per iniziare l'8°, anzi sta per iniziare il 9° in realtà. Battuta lunga, palla che prosegue, fallo su Costantino di Manfred. Terra Costantino, colpo al volto nello scontro col suo ex compagno di squadra Vincenzo Manfred. Si è rialzato Costantino. Fermo! Poi ancora Muzzo con Arcidiacono. E anche Zappalà che adesso è salito, adesso va ad aggiungersi là davanti. Ma è finita la partita! È proprio allo scadere dei 9 di recupero. Vince la Don Carlo Misilmeri, prima vittoria in campionato contro la squadra considerata favorita per la vittoria del campionato. Perde ancora il Gela sul campo, perde al debutto in campionato Gasparè Cacciola, decide un gol arrivato quasi 2 ore fa da parte di Ivan Lavardera, si sblocca in campionato, arriva come una liberazione questa vittoria per la Don Carlo Misilmeri che sale a quota 3, rimane fermo a quota 6 il Gela che sicuramente non ha avuto il miglior approccio possibile con la nuova guida tecnica, ma ovviamente la testa è anche alle condizioni di Luca Ficarrotta. E dunque, ribadendo il risultato finale di Don Carlo Misilmeri 1, Gela 0 per la gara valida per la terza giornata del campionato di eccellenza Girone A. Vi ricordo di seguire Sportisili non solo sul canale YouTube di Sportisili TV, ma anche su Facebook, su Instagram, su Twitter, su TikTok e naturalmente sul sito www.sportisili.com.
Calcio.it. Da Francesco Cammuca, dallo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri è tutto. Grazie per averci seguito e alla prossima.